Nel maggio del 1915, quando l'Italia apre l'ostilità all'Austria, Trieste si trova in guerra contro l'intesa da già 10 mesi. Prima dell'inizio dell'ostilità, la città contava circa 230.000 abitanti e costituiva uno dei centri dei commerci per l'Europa centro-orientale. Accanto al porto, secondo il Mediterraneo per tonnellaggio movimentato, l'industria delle costruzioni navali e quella metallurgica, le società finanziarie e i gruppi assicurativi rappresentavano le sorgenti principali dell'economia cittadina. Trieste costituiva all'epoca uno spazio cosmopolita, un vero incrocio di comunità e di etnie, appagate dal comune interesse per il profitto. Sul finire dell'Ottocento, però, assai aspri si fanno i contrasti tra le elite politiche italiane e quelle slovene e il conflitto ha assunto una dimensione di massa fra la maggioranza italiana e la minoranza slovena. Fuori dal gioco dei nazionalismi è rimasto il Partito Socialista, forte di un'articolata presenza organizzativa e di un'ampia capacità di mobilitazione. Nell'estate del 1914 la successione di eventi è incalzante. Il 28 giugno l'erede del trono imperiale Francesco Ferdinando e sua moglie Sofia vengono assassinati a Sarajevo. Il 2 luglio, proprio a Trieste, le salme dei due principi, traslate da una nave da guerra, vengono accompagnate da un mesto corteo funebre alla stazione centrale, da dove partono per Vienna. Il 28 luglio arriva la dichiarazione di guerra alla Serbia e si registrano episodi di intolleranza a carico della comunità serba e di sostenitori sloveno-croati dell'unità e indipendenza slave. Trieste e il circondario contribuiscono allo sforzo bellico con oltre 32.000 uomini impegnati per lo più sui Carpazi. Gli effetti della guerra, sottolineati dalla chiusura dei confini e del blocco dei traffici, si fanno sentire sulle condizioni economiche della popolazione, segnate dal rincaro dei prezzi, dalla disoccupazione, dalla riduzione dei servizi. Il 23 maggio 1915 è domenica di Pentecoste. Nel primo pomeriggio, poco dopo le 15:30, si diffonde in città la notizia della dichiarazione di guerra da parte dell'Italia. Subito si formano assembramenti di cittadini provenienti soprattutto dai quartieri popolari, Barriera, San Giacomo, Cittavecchia. Si tratta di gruppi compositi formati per lo più da elementi della piccola borghesia impiegatizia e dal popolo minuto, giovani e donne in particolare. Comuni sono il sentimento lealistico nei confronti dell'impero e la volontà di protesta sociale che coglie l'occasione per dirigersi contro i signori e gli stranieri. Ben presto infatti incominciano i saccheggi e gli incendi dei negozi e magazzini dei triestini filo-italiani, dei cosiddetti regnicoli, cioè i sudditi del Regno d'Italia che risiedono nella città. Vengono pure presi di mira i caffè del centro solitamente frequentati dagli irredentisti italiani, i Volti di Chiozza, il Fabris, il San Marco, il Milano, l'Edison, Stella Polare. Ma i tumulti, debolmente contrastati dalla polizia, hanno anche obiettivi politicamente più significativi. Nel cuore della città viene assalita la sede della Lega Nazionale. La Lega Nazionale, fondata nel 1891, era l'organizzazione di massa dell'irredentismo italiano. Il suo scopo era la difesa e lo sviluppo dell'italianità nella Venezia Giulia. Per far questo, la Lega aveva dato vita ad una rete di scuole, asili e ricreatori in tutta la regione. La sede viene data alle fiamme e contemporaneamente viene danneggiato anche il ricreatorio, cioè il centro per la gioventù, che la Lega ha aperto nel rione di San Giacomo. Sempre in centro, i manifestanti sfigurano a martellate il monumento a Giuseppe Verdi, simbolo del patriottismo italiano. Fin dall'epoca del Risorgimento, gridare infatti Viva Verdi voleva dire Viva Vittorio Emanuele, Re d'Italia. Poco dopo è la volta della sede della ginnastica triestina. La società era stata fondata nel 1863 ed aveva presto assunto un carattere patriottico,
come tutte le società simili nell'Europa del tempo. Anche la sede della ginnastica viene devastata e qui si lamenta purtroppo anche l'unica vittima della giornata. Sono oramai le 9 di sera. Dopo ripetuti tentativi andati a vuoto nel corso del pomeriggio, i dimostranti riescono finalmente a penetrare nella sede del Piccolo. Una volta entrati, i manifestanti incendiano la redazione e la tipografia del giornale. Fondato nel 1881 da Teodoro Maier, il Piccolo è diventato rapidamente il principale quotidiano della città. Giornale di informazione, formalmente privo di connotati politici, il Piccolo esprime in realtà le posizioni della classe dirigente liberal nazionale italiana ed è vicino alle posizioni degli irredentisti. L'azione della forza pubblica è debole, in parte perché le autorità sono state prese di sorpresa dall'esplodere di tumulti, in parte per connivenza. In ogni caso, la propaganda austriaca non perde l'occasione per presentare i disordini quale argomento per testimoniare la fedeltà della città agli Asburgo. Al contrario, la storiografia patriottica italiana ha imputato i fatti alla teppaglia austriacante, pagata e armata dalle autorità. Il medesimo giorno, il 23 maggio, la giunta comunale, espressione delle forze liberal nazionali italiane, viene commissariata e viene imposto lo stato d'assedio. Le associazioni irredentiste vengono sciolte, i rappresentanti più in vista del celto colto filo italiano e dell'ambiente irredentistico vengono arrestati e relegati come politicamente sospetti in campi e luoghi di confino: Göllersdorf, Zinzendorf, Rasala. Quasi 10.000 sudditi italiani abbandonano la città sotto la tutela del consolato statunitense e vengono rimpatriati attraverso la Svizzera. I regnicoli maschi in età di servizio militare invece verranno internati.